Mancano una decina di secondi al via di questa quarta corsa, una prova per soggetti di 5 e 6 anni, non vincitori di 15.000 euro nella carriera, 11 i partecipanti. Dietro le ali dell'autostart, 1660 metri da percorrere. Una prova in cui è stato giocato Coschivé, numero 9, Filippo Esposito, cavallo reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 uscite. Avversario è British Matley, numero 5, anche lui 2 vittorie consecutive. Si va in partenza l'1 Kaviki Valm, 2 Colorado Spring, 3 Chanel DVS, 4 Coffee Mail, 5 British Matley, 6 Brando Tirio in seconda fila, 7 Cazzaniga Light, 8 Columbus Gaps, 9 Coschivé, 10 Cefalojet, 11 Conan dei Greppi. In partenza British Matley cerca di andare al comando, prova ad opporsi al suo interno Coffee Mail, ma British numero 1 sfila a Kaviki condurre. Valm squalificato. Kaviki Valm invece finisce a tabellone, così British Matley ha preso la testa con partenza al fulmicotone e guida con un paio di lunghezze su Coffee Mail, mentre all'esterno prova l'avanzata Brando Trio. Allo steccato è Chanel DVS con accanto Coschivé, in seconda pariglia il favorito, poi in sesta posizione Colorado Spring a precedere gli altri, 29,8 i primi 400 metri di corsa di British Matley ed Enrico Cuglini che guidano la corsa sulla curva di sinistra. Ora le posizioni si sono cristallizzate con 2 coppie all'avanguardia, British Matley e Brando Trio seguiti da Coffee Mail e Coschivé. Quindi ancora Chanel DVS, Colorado Spring, all'esterno va a fare una pariglia coperta Columbus Gaps precedendo Cefalojet. Alla retroguardia rimangono Cazzaniga Light e Conan dei Greppi. 1-1 e 3 sul piede dell'1.16,5 il primo giro di British Matley, che ora inizia ad allungare perché muove in terza corsia Coschivé che aggira il calante Brando Trio e cerca di portarsi sulla testa. Il battistrada però ha fatto una bella sparata ora, guadagna non meno di 10 metri, Coschivé si deve impegnare per andarlo a prendere. British Matley in fuga da Coschivé che cerca di scavalcare prima della curva Coffee Mail, poi ancora Chanel DVS, Coschivé che scende in corda all'inseguimento di British Matley che a metà della curva finale cerca di fuggire, Coschi che insiste all'inseguimento, ancora però tanto terreno da ricucire, la retta d'arrivo per British Matley che è in netta evidenza, British Matley che nel finale allunga e guadagna ancora vantaggio. British Matley vince come vuole da un capo all'altro, Coschivé è secondo, mentre la rottura di Coffee Mail lascia il terzo posto a Chanel DVS. 29,8 a chiudere, facile assunto in percorso di testa di British Matley, colpevolmente abbandonato dalla punta Enrico Cuglini che guida al meglio il soggetto di 6 anni di proprietà dei Ciappelloni. Daniele Cuglini è l'allenatore, vittoria in facile percorso di testa per British Matley ed Enrico Cuglini.